Al via stamani il settimo forum internazionale organizzato dall'Accademia Studi Mediterranei di Agrigento, che vede come presidente onorario la professoressa Assuntina Gallo Afflitto, dal tema Le sfide dell'Europa in un mondo che cambia. Gli eventi si articoleranno in 3 giorni e si svolge presso la sede del Parco della Valle con diverse interessanti tematiche. Oggi la prima, migrazioni e diritti umani. Un forum estremamente attuale di fronte a sfide almeno in parte inedite che ci vengono proposte dalla situazione presente, e il nostro tentativo sarà proprio quello di educare i giovani e di prepararli a questa situazione nella quale si trovano a vivere, affinché siano protagonisti di una civiltà nuova di pace. 3 giorni intensa dove si parlerà anche di immigrazione. Sì, si parlerà anche di immigrazione, dei diritti dei migranti, si parlerà delle altre sfide importanti che si propongono e soprattutto direi uno sfondo di dialogo tra le culture e le religioni. Ecco, questo potrebbe essere risolutivo. Anche per questo conflitto. Anche per questi conflitti, certo. Se non c'è l'ascolto, se non c'è il dialogo, le armi servono a ben poco. L'Accademia è sempre attenta a queste tematiche. Estremamente attenta fin dalla sua fondazione, ormai trentennale, e noi vediamo che dei risultati li abbiamo raggiunti. Basti guardare il Giardino dei Giusti, che è una testimonianza molto forte in se stessa. Ieri c'è stato un evento con alcuni alunni di diversi istituti, la Montalcini, che hanno contribuito con dei lavori proprio a ricordare questi momenti. Sì, e il titolo era del concorso, del bando, era Accogli un giusto, e infatti questi ragazzi si sono impegnati notevolmente con le loro classi, con i loro insegnanti, e hanno prodotto soprattutto dei clip, dei video, ma anche delle composizioni di altissimo valore. In questo momento il forum, che proprio era stato programmato prima, invece è stato molto profetico, perché la situazione appunto di questo assalto alla democrazia da parte della Russia è un momento veramente drammatico e difficile. È un momento in cui la cultura europea deve solidificarsi ancora di più, e questi sono i temi. Non sarà solo l'immigrazione, ma invece proprio la tenuta proprio anche culturale dell'Europa, capito? Impegno che dura 3 giorni intenso da parte dell'Accademia. Sì, 3 giorni di relazioni, anche di grossi relatori che insomma danno in qualche maniera la misura del problema che stiamo vivendo. Io oggi, come nelle altre edizioni a cui ho partecipato, più che dare ricevo dall'Accademia, ricevo da Agrigento, ricevo dalla Sicilia, ricevo gli stimoli, la cultura, la storia, la bellezza di questi posti. Quindi sono qui per prendere e poi cercare nel mio piccolo di restituire, nello specifico di un dibattito che oggi vede protagonista, e non solo nell'edificio meraviglioso alle nostre spalle dove si svolgerà il convegno, l'Europa, con le sue sfide, le sue contraddizioni, le sue difficoltà, anche le sue potenzialità, insomma, l'Europa dall'alto ma anche l'Europa dal basso. È un momento difficile, insomma, anche per l'Europa, per il ruolo che ha, è un momento di guerra. Si stanno sedimentando tutta una serie di crisi. Una dopo l'altra, sembriamo non uscirne mai, insomma, abbiamo tuttora quella economica, abbiamo quella pandemica, abbiamo quella bellica, ma non è che si chiude una crisi e se ne apre un'altra, si mette una sopra l'altra, sulle nostre spalle un peso incombente, per uscirne fuori, come si diceva al tempo della pandemia, come se poi fosse tra l'altro terminato, e non lo è, tutti insieme, per forza tutti insieme, cercando però di darci delle parole d'ordine, di darci delle linee comuni, insomma, devono essere quelle del dialogo, dell'accoglienza, della pace, questo sicuramente. Volevo senz'altro vedere come era organizzata, quali erano i momenti più salienti,
le conferenze, lo stile e ho visto che realmente oggi è il secondo giorno, ieri tutto quel discorso è stato molto bello, la manifestazione dell'intelligenza dei ragazzi di oggi, che oggi abbiamo bisogno di ragazzi che realmente portino avanti la cultura, la vera cultura, perché altrimenti senza cultura non ci può essere né cristianesimo, né anche pace e amore. Quindi c'è bisogno di questi momenti culturali molto elevati per elevare la manifestazione del come vivere quotidianamente nella vita. Speriamo che queste manifestazioni siano veramente aperte affinché la luce, diciamo così, e la verità diventi sempre più lo stile di vita dell'uomo. Quale messaggio lanciare da Agrigento? Ma io qui ad Agrigento è ormai da tantissimi anni che organizzo sempre cori in concordia, per cui questa parola concordia è fondamentale, perché la concordia io sono solito dire, esprimerla come armonia di cuori, armonia di intelligenze. Armonia è, la definizione latina è discordia concors, cioè le diversità che concordano. Ora, la diversità che concorda è lo stile della creazione di Dio. Dio crea tutto diverso, ma tutto in grande armonia, sia la natura sia le persone. Però all'uomo ha dato la libertà e quella libertà può essere o distruttiva o costruttiva, perché la mancanza di libertà nell'uomo, meglio ancora, tutti gli uomini abbiamo la libertà, però bisogna vedere come la usiamo e nel modo con cui si usa questa libertà può essere o armonia o disarmonia di guerre e compagnia varia. Però chi distrugge la libertà dell'uomo? L'antidio. Chi è l'antidio? Satana.